Buonasera, siamo di nuovo qui presso il centro Trevi a un'iniziativa organizzata dalla Biblioteca Provinciale in collaborazione anche con il quotidiano Alto Adige e abbiamo una storia questa sera. La biblioteca di solito si muove nell'ambito delle storie, è interessata alle storie vere di persone e come non ricordare e riconoscere la storia toccante e significativa di un ragazzo di 14 anni che è arrivato qui a Bolzano e da qui è iniziata la sua nuova vita. Alidad Shiri, che ringrazio che è qui con noi e ha appena pubblicato la nuova versione integrata e arricchita del suo primo libro Via dalla pazza guerra, l'abbiamo conosciuto tanti anni fa e questa era la prima versione. C'è anche qui con noi Gina Abate, l'ho vista prima, eccola. In via Mendola 5 eravamo come biblioteca, quindi avevamo una sala molto piccola, stretta, eravamo affollatissimi e Gina ci aveva presentato questo ragazzo, ci aveva detto guardate ha una storia incredibile, sono passati tanti anni, Alidad è cresciuto, è diventato un uomo, si è laureato recentemente anche, insomma ha iniziato un percorso di vita straordinario e basta, non racconto più niente, la sua esperienza è un'esperienza interessante, toccante. E come dicevo prima è una storia vera perché non è una fake news, ecco, come sto uscendo da un periodo dove la biblioteca deve diventare insieme ai giornali, ai giornalisti, professionisti, una garante del diritto alla verità, ecco, e quindi deve raccontare, promuovere informazioni vere e soprattutto garantire la veridicità delle informazioni. In questo i giornalisti sono i nostri paladini, i primi promotori e ringrazio questa sera che è qui con noi il direttore Alberto Faustini. E insomma la biblioteca ci prova e questa sera devo dire anche grazie ad Alidad Shiri perché ci racconterà appunto il suo nuovo libro e Alessandra Limetti darà voce a molti passi significativi con la sua professionalità, quindi ci aiuterà ad entrare in questo nuovo capitolo della storia di Alidad. Ricordo, la biblioteca è qui, presso il centro Trevi, la prossima settimana avremo l'ultimo incontro dell'anno con Maurizio Ferrandi che ci presenterà il suo libro dedicato alle gabbie etniche, quindi tutta una storia locale degli anni '80, anche quella da ricordare, da riscoprire e da conoscere meglio. Grazie e grazie a voi di essere qui presenti questa sera. A presto. Grazie. Grazie direttrice, grazie anche dell'introduzione. Il diritto alla verità andrebbe conquistato tutti i giorni, ma in questo periodo è un tema mica da ridere quello del diritto alla verità, insomma. Devo dire subiamo anche degli attacchi abbastanza fastidiosi perché ogni giorno cerchiamo di muoverci nell'alveo del diritto alla verità. Ascoltandoti Valeria e ringraziandoti e guardando Gina, anch'io faccio un po' di amarcord, cioè sono tornato a 15-16 anni fa quando mi sono trovato un ragazzino accanto alle Terme di Comano in quel caso perché il Margine aveva appena mandato in libreria Via da una pazza guerra. E la cosa divertente è che io facevo le domande a questo ragazzino ma non sapevo che in realtà c'era un ventriloquo, nel senso che Gina era la sua voce, era l'unica ragazza in grado di interpretare i suoi pensieri in quel momento, perché tu parti senza sapere bene le cose e dici caro Alidad, lui faceva questi sorrisi bellissimi che continua a fare, adesso però non è più un ventriloquo, cioè c'è qualcuno che parla ed è lui, il dottor Shiri. E c'era Gina che rispondeva. Io sarò sempre grato a Gina non solo per quelle risposte ma per quella storia, perché se comincia poi una collaborazione anche fra me e Alidad, fra i miei, magari fossero miei giornali e Alidad, ecco questo lo devo a questo incontro magnifico che abbiamo avuto alle Terme di Comano e anche al desiderio che è nato subito di dare voce a chi non ha voce. Spesso è un modo di dire quello di dare voce a chi non ha voce, invece lì è stato un modo davvero per aprire le pagine. È stato forse un po' folle il gesto, me ne sono reso conto quando alla fine gentilmente mi ringrazi,
Perché effettivamente dare voce a un ragazzino che ha una storia pazzesca, che arriva dall'Afghanistan attraverso la ventriloquo e Gina Abate, è stata una roba davvero temeraria, però della quale vado molto fiero, incluso quando qualche lettore mi manda ovviamente delle lettere per contestare il fatto che Alida Shiri abbia tutto questo spazio sul giornale, e io ne vado fiero perché adoro i lettori che mi criticano per la libertà. La libertà ovviamente si può condividere o non condividere. Sono partito da qui perché la storia di Alidad è una storia che è entrata dentro le persone che l'hanno conosciuto, è entrata dentro le persone che l'hanno frequentato, è entrata dentro alle persone che l'hanno letto. Prima guardavo Adriano Giano e mi veniva in mente uno dei tanti innamorati, non solo della storia di Alidad, ma di questa, direbbe Camilleri, di questa persona e di questo personaggio, no? Perché lui riesce a mettere insieme entrambi, la persona che è una persona magnifica, una persona vera, una persona profonda, una persona che con questo sorriso come dire, crea una specie di piccolo scudo, ma dentro c'è ancora tanta sofferenza, e la sofferenza la trovate ancora una volta in questo libro. Questo libro ha un grande merito, e poi entreremo subito nelle pagine, prima con Alessandra Limetti e poi con Alidad, e ha il pregio di contestualizzare, perché allora Guardo Gina era la storia rocambolesca di una fuga o di un arrivo, perché poi sono sempre due le storie, no? Ce ne dimentichiamo anche quando qualcuno muore in mare a pochi metri dalla vita. È una fuga o è un arrivo? È una partenza? Cos'è? In realtà è una cosa e l'altra, cioè scappare dalla pazza guerra, che poi pazza è quasi diventato un eufemismo allegro rispetto a quello che sta succedendo, ma è poi arrivare in un luogo, nello specifico poi nel luogo sbagliato, no? Perché lui, come è noto, se non è noto poi lo tireremo fuori, insomma in realtà non era questo il punto d'arrivo previsto, poi per fortuna mi viene da dire è arrivato da noi. Però ecco, dicevo, nel libro oggi invece c'è anche il dottor Shiri che, con la maturità che gli è data da tante cose che ha vissuto, conosciuto, studiato e approfondito, aggiunge dei capitoli che però sono fondamentali anche per leggere le emozioni dalle quali siamo partiti 15 anni fa, dico siamo, perché ormai ci siamo un po' dentro tutti questa storia di Alidad. Ma partirei proprio dall'agosto del 2021, cioè da una pagina nuova. Alessandra Limetti. Bolzano, agosto 2021. Il mio cuore batte all'impazzata. Singhiozzo così forte che mi manca il respiro e non riesco a controllarmi. È un dolore troppo grande, che non immaginavo di riprovare dopo tanti anni. Oggi la mia città, Ghazni, è stata occupata dai talebani. Di nuovo. Avverto un forte senso di impotenza. Non posso fare niente per difendere la mia terra e il mio popolo. Cerco di controllare tutti i notiziari, sperando che sia un brutto sogno, non la realtà. Scorro immagini terribili che i miei concittadini condividono sui social. Leggo nei volti della gente che cerca di abbandonare la propria casa una paura angosciante. Anziani, donne, bambini che scappano, i piccoli che piangono senza capire cosa succede, spaventati dalla disperazione degli adulti. Fuggono in gran parte a piedi, reggendo sulla testa le poche cose che sono riusciti a raccogliere, mentre qualche macchina stracolma cerca di farsi largo tra la folla. Tutti loro sanno che cosa accade sotto il regime oppressivo dei talebani. L'hanno già vissuto 20 anni fa. Una vita da reclusi, come in un carcere, senza libertà, senza diritti, senza poter lavorare né studiare, senza musica, senza cinema, e le donne non hanno nemmeno la possibilità di uscire da casa da sole, neanche nascoste sotto il burqa. Fa male pensare che si sia tornando a quel sistema di non vita. I giovani, che in questi anni hanno studiato e si sono sacrificati per costruirsi un futuro, non avrebbero mai immaginato di vedere crollare le proprie speranze all'improvviso. Hanno combattuto il fanatismo, il maschilismo e il tribalismo, e ora molti cercano di scappare, altri invece restano a combattere, anche a costo di perdere la vita, perché non vogliono rinunciare alle conquiste raggiunte con lacrime e sangue. Sono molto scosso, non riesco a distogliere l'attenzione da quello che sta succedendo. Il mio cellulare squilla. È un ragazzo che vive a Ghazni e studia ingegneria elettronica. Gli mancano solo 2 esami per laurearsi.
Al telefono piange, il suo sogno sta per andare in fumo. Non so cosa rispondergli, mi mancano parole di consolazione. Mi chiede cosa si può fare. Sono distrutto perché non ho una risposta da dargli. Chiudo la comunicazione, non riesco a dormire. 2 giorni dopo cade anche Kabul. Ho il morale a terra, allora spengo telefono e il computer ed esco. Per fortuna vicino a me ci sono un bosco e un piccolo lago di montagna, circondati da tanti sentieri. Faccio una lunga corsa e quel paesaggio mi distende. Torno a casa, mi butto sul letto senza nemmeno farmi la doccia e crollo per la stanchezza. Mi sveglio qualche ora dopo, riaccendo il cellulare e sento arrivare diverse richieste di aiuto dal mio paese. Amici, attivisti, giornalisti, studenti, donne, uomini istruiti in difficoltà. Tra loro c'è anche mia cugina. Mi fa ricordare la mia città, la mia Ghazni e il lungo viaggio che mi ha portato in Italia nel 2005 e che ho raccontato la prima volta quando avevo solo 15 anni. Nel 2007 quel racconto è diventato un libro che oggi, dopo tanti anni, sento il bisogno di riprendere in mano e di condividere di nuovo, perché la mia esperienza è simile a quella di tanti altri ragazzi e ragazze come me, che la stanno vivendo proprio in questi giorni. Grazie Alessandra. 2 cose li dà. Una è di nuovo, nel senso che succede di nuovo, la storia si ripete. E dall'altra i ragazzi che vivono la stessa esperienza, perché la tua esperienza non è un'esperienza unica, ahimè, è un'esperienza che ad alcuni riesce, ad alcuni non riesce, ma è un'esperienza che si insegue di giorno in giorno. E per finire la domanda, sono passati 4 mesi esatti da quell'agosto, cosa aggiungeresti a questo capitolo? Cosa hai scoperto, saputo e vissuto di nuovo e ancora in questi 4 mesi? Buonasera a tutti, grazie mille direttore per questa opportunità, ma Valeria è andata via, anche la biblioteca, vedo Gina e la nonna, c'è anche la famiglia, la mia famiglia e anche tantissimi amici, Adriano come dicevi, e Silvia, tantissime altre persone, veramente grazie di cuore che siete qua. Se non c'è uno spettatore normale, sono tutti amici. Sì, anche Margaret. E poi sono 2 occasionali, ho capito. Sì. Per cui sono molto felice e adesso cercherò di rispondere. E purtroppo sì, è di nuovo perché io racconto, magari poi Ale riprenda dopo anche la questione femminile, no? I talebani sono al potere da 4 mesi, e la povertà sta aumentando e tantissime famiglie soffrono perché non riescono più a mantenere la famiglia, no? Soprattutto le donne, perché prima avevano un lavoro, adesso non possono più lavorare. Le ragazze prima studiavano, adesso non possono più studiare. Ma anche la libertà di stampa, visto che diciamo, parliamo anche del giornalismo, della libertà e così via. E da quando i talebani sono al potere hanno chiuso 153 siti e i giornali. I giornalisti vengono perseguitati, vengono picchiati, torturati e così via. I giornalisti, ovviamente giornalisti afghani, non i giornalisti occidentali. Perché l'altro giorno, parlando anche con Nico Piro è l'inviato della RAI che è stato in Afghanistan in questi giorni, lui raccontava e diceva che da quando sono arrivati i talebani c'è più sicurezza, no? Io ho detto, ma vai a vedere anche a Daikondi, vai a vedere anche a Herat, vai anche a Ghazni, non solo a Kabul. Ovvio che a Kabul i talebani sono più diventati moderati per farsi vedere che loro sono cambiati. C'è una no? rappresentazione sostanzialmente per i giornalisti. Esatto, e per cui io non mi fido di un gruppo come i talebani, perché noi ricordiamo, io avevo anche scritto sul giornale, no? E 2 settimane prima che i talebani entrassero a Kabul sono entrate, hanno fatto un attentato nell'ospedale di Medici Senza Frontiere, uccidendo donne che avevano appena partorite, no? Bambini che erano appena nate. Io come faccio a fidarmi di un'organizzazione del genere, no? Che loro sono diventate moderate e sono cambiate, no? La situazione è veramente molto, molto difficile, però non parliamo solo di cose brutte, poi magari parliamo anche di cose belle, no? Perché in questo momento la povertà sta aumentando. Ad esempio una bottiglietta d'acqua, se prima costava €1, adesso
costa 1,40 euro e la disoccupazione cresce. Le donne, come dicevo prima, avevano un lavoro, perché purtroppo queste donne, tante di queste donne sono diventate anche vedove, no? Perché hanno perso i mariti, hanno perso i figli in questi 20 anni di attentati continui da parte dei talebani, e prima avevano una dignità, un lavoro, riuscivano a mantenere. Oggi spesso camminando per le grandi città, davanti a panificio spesso si vedono queste donne sedute, sperano qualcuno che regalasse un pezzo di pane. Poi il problema è anche un altro, perché ci sono tantissime, siccome la povertà sta crescendo, tante famiglie stanno vendendo anche le loro bambine di 9 anni, 10 anni, 12 anni agli uomini anziani, 50 anni, 60 anni. Il prezzo vale da 500 a 600 dollari di una ragazza. Poi è ancora peggio perché c'è anche il commercio degli organi, no? Magari se una famiglia non ha una bambina da vendere, allora cercano di vendere organi di figli per mantenersi, no? Quindi la situazione è molto molto difficile, però questo, diciamo, ha già detto anche le Nazioni Unite, no? Ha detto che se la comunità internazionale non interverrà subito, ma subito, e il rischio che c'è che ci sarà una tragedia umanitaria in Afghanistan, no? Perché 23 milioni di persone soffrono la fame. Però io vedo anche dall'altra parte, no? Una società, soprattutto le donne che prima non potevano fare niente, perché quasi nella società afghana, no? Dire o chiamare una donna per nome quasi una vergogna sociale, no? Spesso capita, e io ad esempio non sapevo nemmeno il nome della mia nonna, perché vengono spesso chiamate la mamma di, la sorella di, zia di, così via, no? E per cui noi avevamo sempre anche un vicino, poi Ali riprende, no? Lui aveva 8 figlie femmine, ogni volta che nasceva una bambina si arrabbiava con la moglie, picchiava la moglie, pensava che fosse colpa della donna perché non le ha dato un figlio maschio, no? E prima non poteva, io mi ricordo perché i talebani sono entrati in Afghanistan dal 96 fino a 2001, dal 96 fino a 2001 non c'era nessuna ragazza che frequentasse la scuola. Nessuna ragazza, nessuna donna potesse anche lavorare, no? Non potevano lavorare, ma nemmeno uscire da casa, ascoltare la musica, andare al cinema, al teatro e così via, no? E poi in questi 20 anni sono cambiate, perché noi avevamo visto che il 27% del Parlamento erano le donne. Le donne sono diventate anche giornalisti. In Afghanistan avevamo fino al 15 agosto 2500 giornalisti donne. Le donne sono entrate anche nel mondo accademico, insegnavano, sono diventate professori universitari, sono diventate magistrati, avvocati, medici, ingegneri, eccetera, eccetera, no? E oggi cercano di perdere tutte le libertà che sono riusciti in questi anni a conquistare, no? Però loro non vogliono mollare, perché noi vediamo spesso, no? Spesso, solo che i giornali un po' occidentali non ne parlano, magari vanno lì a Kabul, così via. In altre città dell'Afghanistan stanno scendendo in piazza, non vogliono mollare. Questo no? interrompo, volevo proprio chiederti, ma l'inviato del TG1 cosa ti ha detto quando gli hai fatto notare questo? Perché Sì. siamo un po' tutti embedded, no? Quando andiamo in questi posti, per cui ci fanno vedere quello che vogliono farci vedere. No, lui diceva che poi ha affermato che lui è stato a Kabul e a Panjshir, non in altre parti, che diciamo veramente la situazione è difficile, perché per quanto riguarda le minoranze vengono perseguitate, minoranze Hazara, ma anche i Sikh, no? Minoranze religiose, perché secondo me la Francia è un paese molto difficile, perché si divide in tantissimi gruppi etnici e si divide anche all'interno della religione, una parte musulmani sunniti, una parte musulmani sciiti. All'interno del sunnismo si divide in 5 correnti, all'interno del sciismo si divide in 3 correnti, quindi è un paese molto complicato. Lui ha detto sì, lui non ha la possibilità, perché di solito quando va in giro ci sono i talebani che li accompagnano e li fanno vedere dove vogliono, non in tutto, diciamo, città dell'Afghanistan, no? Però volevo riprendere, perché ho visto in questi giorni che tantissime donne scendono in piazza a manifestare, anche se
stessi non possano ufficialmente manifestare, no? Ma loro non vogliono mollare perché vogliono, lo slogan che oggi hanno lanciato erano 3: lavoro, libertà e dignità, no? Quindi 3 cose che vogliono, ma 3 cose banali anche, diciamo, per noi almeno, no? In Occidente. Quindi secondo me noi non dobbiamo mollare, non dobbiamo dimenticare soprattutto queste persone, queste donne, no? Ma vedo anche dall'altra parte anche una società civile, no? Una resistenza civile che sta nascendo contro i talebani, perché in questi 20 anni, no? I ragazzi sono andati a scuola, non solo le ragazze ma anche i ragazzi, no? Quindi non vogliono vivere sotto un regime oppressivo come i talebani. Per me, secondo me, noi anche occidentali non dobbiamo dimenticare questo, dobbiamo sostenere, no? Sostenere all'interno della società afghana questi gruppi che vogliono, diciamo, la libertà. Secondo te non c'è invece il rischio che gli occidentali dopo un po' spengano i riflettori, perché magari per qualche giorno tutti siamo concentrati su quello che sta accadendo, poi spostiamo occhio, pensieri, anima, persino la coscienza su altri drammi e ci dimentichiamo di questo? Secondo me no, perché l'Afghanistan allora per 2 cose per noi occidentali è anche molto molto importante, no? Uno riguarda l'immigrazione, perché noi siamo diventati molto solidali, però in verità non piace, diciamo, persone che arrivano, che scappano dalla guerra e così via, no? Se no sembra che questo c'è un pensiero che ci tolgano il lavoro e così via, no? Ma anche per un altro motivo, perché se i contadini ritornano, perché loro hanno già avvisato, no? Perché siamo adesso in inverno, ha detto che appena è primavera e così via loro iniziano a coltivare l'oppio. L'oppio a noi, diciamo, il costo per la nostra, diciamo, spesa sanitaria, se andiamo a vedere, no, quanto costa, no? Non ci conviene, quindi dobbiamo parlare, dobbiamo, diciamo, dialogare, per cui secondo me è importante, no? Non riconoscere, non legittimare il governo talebano, ma parlare sì, dialogare sì, trovare una soluzione, ricattare i talebani. Tu devi rispettare i diritti delle donne, i diritti umani, libertà di stampa e così via, in cambio io ti do i soldi, perché sennò veramente il rischio c'è, il 23 milioni di persone afghane moriranno, no? Per cui in questo momento noi abbiamo la possibilità, tu rispetti i diritti, io in cambio ti aiuto, ma non ti aiuto direttamente attraverso le agenzie, attraverso organizzazioni internazionali, penso. Come avrete visto, un ventriloquo non gli serve più, neanche una ventriloquo, no? È diventato fantastico anche con l'italiano, anche col ritmo, anche con la capacità di affabulare. Alessandra, sei d'accordo? Ti farei fare un salto, ovviamente io scompagino, insomma, parliamo delle donne afghane, per cui andiamo verso la fine del libro e ti chiedo di leggerci alcune pagine da lì. Nella storia dell'Afghanistan, le donne hanno sempre faticato a vedere riconosciuta la loro dignità e identità. Basti pensare che di fatto non hanno nemmeno un nome, o meglio, lo avevano e lo hanno, ma nella tradizione afghana è una vergogna sociale chiamare una donna per nome. Bisogna chiamarla con quella del marito, del padre, del fratello o del figlio. Spesso è un problema quando le donne non hanno un figlio maschio, perché la gente prova imbarazzo nel chiamarle con il loro nome o con quello delle figlie. Persino la nascita di una bambina in una famiglia è vista quasi come una sfortuna. Ricordo un nostro vicino che aveva 8 figlie femmine. Ogni volta sperava che arrivasse il maschio e quando invece arrivava un'altra femmina, picchiava la moglie dandole la colpa. È importante però sapere che prima dell'insediamento al potere dei talebani nel 1996 non era così. Molte donne avevano un ruolo attivo nella vita politica, nella vita economica, culturale e sociale del paese. La Costituzione afghana, calpestata dalla successiva occupazione dei talebani, assicurava l'uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di genere. Tuttavia, tra la Costituzione formale, scritta, e la Costituzione materiale, quella di fatto praticata, c'è sempre stato un grande divario, tanto che lo Stato attuava programmi specifici per l'istruzione delle donne. Dalla fine del 2001 all'agosto 2021 c'è stato invece un cammino di faticose conquiste in favore delle donne afghane. Decine di istituzioni nazionali e internazionali hanno iniziato a difendere i diritti delle donne
e a migliorare la loro situazione. Con la creazione di una serie di strutture, molte ragazze hanno avuto l'opportunità di studiare e promuovere le loro conoscenze scientifiche, nonostante la misoginia dilagante. In questo modo è cresciuta la loro capacità intellettiva, che si poteva considerare la più grande conquista del paese. Molte donne hanno trovato, grazie anche all'aiuto della comunità internazionale e alle organizzazioni umanitarie, un posto nella sfera pubblica, compreso il Parlamento, la magistratura, i vari ministeri, l'università, l'imprenditoria, il giornalismo, la scuola, il sistema sanitario. Grazie Alessandra. Alidad, avevi anticipato un po' di questi temi, per cui mi sembrava giusto saltare in questo capitolo. La prima domanda è, ma visto da te che sei dentro questa cultura e che capisci anche evidentemente la cultura dell'avversario, non lo voglio chiamare il nemico anche se mi sembra un nemico, perché le donne fanno ancora così paura nel 2021? Persino il microfono ti si è spento, capito? Forse mi vogliono censurare, no? E secondo me, allora, c'è una domanda molto interessante, no? Però ci sono vari fattori. C'è la società maschilista afghana che c'entra molto, ma anche la religione. Pre-talebana intendi dire, cioè Sì. comunque una società maschilista. Sì, ma anche diciamo c'è la religione, una parte della religione, perché noi se andiamo a vedere l'Islam, no? E il Wahhabismo che è nato nel 1700 in Arabia Saudita e che ha diffuso adesso è la religione dell'Arabia Saudita, no? E la religione del Stato dell'Arabia Saudita, ma anche Qatar, no? Ha cercato sempre, se noi andiamo a vedere anche i paesi musulmani vicino a noi, in Egitto, in Tunisia e così via, 45 anni fa nessuno portava il velo. Oggi tutti portano il velo, perché? Perché c'è stata un'influenza molto forte da parte del wahhabismo dei sauditi, che siccome la povertà era talmente forte, no? Ogni bambina di una famiglia, se metteva il velo riceveva $5 al mese. Questo ha influenzato molto sul pensiero dei musulmani, no? Quindi quasi è diventato un obbligo, diciamo, morale, una tradizione, diciamo, per i musulmani. Lo stesso meccanismo sta avvenendo anche molto in Afghanistan, perché c'è da una parte del wahhabismo che sta puntando, no? Sta portando l'Islam a un Islam, diciamo, molto, come si dice, radicale, no? Radicale, però c'entra anche molto la società maschilista afghana, perché ormai è nella mentalità delle persone che la donna è inferiore all'uomo. Però se andiamo a vedere queste cose, purtroppo ci sono nei testi sacri, lo stesso anche nel testo del cristianesimo, ma anche dentro il Corano, no? Dentro il Corano, solo che il problema dell'Islam, no? Perché c'è un rapporto diretto tra fedele e il Dio attraverso il Corano dentro, diciamo, tra i musulmani, no? Mentre per il cristianesimo cambia, perché c'è il sacerdote che interpreta, no? Nell'Islam non è possibile. Poi io penso che dipende anche molto dalla una specie di analfabetismo religioso, perché le persone credono ciecamente, non sanno niente di religione, li hanno raccontato, loro ci credono, no? Quindi invece di andare a informarsi, a leggere, eccetera, eccetera. Per questo io penso in Afghanistan, no? E mancava un pensiero politico, ma un pensiero anche filosofico, no? Perché il campo è stato invaso da una teologia speculativa, no? Dalla religione, è molto molto forte, siccome riceve ancora tuttora tantissimi aiuti da parte dei sauditi, da parte dei paesi musulmani fondamentalisti, quindi sono diventate, diciamo, le cose. Poi ovviamente le donne fanno paura ai maschilisti, quindi vogliono, diciamo, sottomettere le donne, questo penso. Ma secondo te in assenza dei talebani comunque sarebbe stata difficile la vita per le donne afghane che si sono comunque emancipate in politica, nell'insegnamento, nel giornalismo, come stava dicendo Alessandra leggendo dei tuoi brani? Sarebbe stato comunque difficile in quella società? Ma le donne hanno fatto molto sacrificio, sì, in questi anni, però sono riuscite ad arrivare a un livello, no? A un livello che oggi non è possibile andare avanti. Noi occidentali abbiamo sbagliato, abbiamo mollato
portato queste donne a metà, no? Perché la democrazia non è facile portare la democrazia, no? Insegnare ci vuole tantissimi anni e così via, no? Quindi noi le abbiamo lasciate e adesso loro non hanno più la voce, non hanno i diritti, non hanno la libertà, così via, no? I talebani ovviamente, come dicevo, no? Un gruppo fondamentalisti che cercano di, diciamo, sottomettere le donne, però le donne afghane sono forti, ancora oggi non vogliono mollare, no? Non vogliono continuare e vediamo cosa accade, solo che noi anche in Occidente non dobbiamo dimenticare queste donne, no? Penso. La tua vita è fatta per metà di Afghanistan, della tua città, del tuo dramma, e per metà di questa nuova vita. E questa nuova vita com'è cambiata? Come ti ha cambiato rispetto ai primi 15 anni? Cosa è rimasto di te bambino afghano? Cosa è cambiato anche dal punto di vista religioso, politico, filosofico? E a parte che i miei capelli sono diventati bianchi, no? Però diciamo tieniteli stretti finché li hai, no? Guarda me. Però diciamo sì, ha cambiato totalmente perché io sono rinato in Italia, ma questo grazie, diciamo, alla società civile che posso dire, no? Perché io sono arrivato in Italia sotto un tir, perché mi sembra che Ali dopo rilegge. Sì, dopo leggerà esatto. Anche quel brano. E non sapevo... Anche se qua, come dire, tutti l'hanno già metabolizzato, per quello ti Esatto, facevo parlare sì. un po' di cose diverse. Per cui io sono arrivato che non sapevo neanche una parola di italiano, ho dovuto Questo imparare... lo posso testimoniare, insomma. Sì. Ho dovuto imparare 2 lingue, no? Piano piano, no? Così via. All'inizio era molto difficile iniziare tutto da zero, no? Una nuova vita, non conoscere nessuno, non avere amici e così via, no? Però sono riuscito a fare un percorso scolastico, accademico, grazie a tantissime persone, grazie a Gina, grazie alla mia famiglia, grazie agli amici, tantissime persone, ma anche a lei, al giornale che mi avete dato... non è mai riuscito a darmi del no? tu, prima o poi ci riuscirà, insomma. Però... No, però sono riuscito ad andare oltre il mio sogno, no? Oltre il mio sogno, e che è stato, diciamo, sono stati anni difficili anche, no? Però sono riuscito grazie anche alla società civile, perché io sono il frutto della società civile, no? In più, diciamo, sì, ho imparato molte cose, no? Andando all'università, vivendo qui, diciamo, anche il dialogo, perché magari prima pensavo un altro modo, adesso penso un altro modo. Infatti proprio questo ti chiedevo, no? Cioè hai cambiato anche modo di pensare? E un bambino di 15 anni è un maschilista perché è cresciuto in una certa cultura, dico per dire, cioè davi per scontato di non conoscere il nome di tua nonna perché era una cosa normale, tra virgolette? Purtroppo sì, purtroppo io penso di sì, perché è quasi, diciamo, vivere in una società, no? Con una mentalità, cresce, diciamo, quotidianamente, diciamo, che parlano delle donne come persone inferiori, allora cresce una mentalità, no? Però quando studi, fai una ricerca e così via, vivi in un'altra società, no? Allora capisci qui, diciamo, dove siamo, che mondo viviamo, come funziona il mondo, così via, no? Perché una cosa che volevo raccontare, perché io sono nato in una famiglia molto religiosa, perché mia nonna era super credente, no? E anche mia mamma, così via. E solo quando io ho perso i miei genitori, no? Quando ho perso i miei genitori, quando sono arrivato anche qui studiando anche filosofia, ho detto, ma poi studiando ovviamente 3 religioni monoteiste, l'Islam, cristianesimo, ibraismo, in cui racconta la storia di Abramo che voleva uccidere il figlio, ma Dio ha salvato il suo figlio. Oggi mi chiedo, no? Perché sono diventato un po' agnostico, mi chiedo, ma perché, diciamo, non interviene il Dio? Allora perché all'epoca ha salvato il figlio e oggi non interviene? Cosa hanno fatto questi bambini innocenti, no? Poi io racconto nel libro, racconto la mia storia, perché io non volevo diventare un rifugiato, io ero un ragazzo felice in Afghanistan, anche se l'Afghanistan è difficile perché da 42 anni che la guerra continua. Io avevo la possibilità di studiare, addirittura frequentavo 2 scuole, una scuola normale e una scuola religiosa anche, no? Ho visto tantissimi bambini che non avevano nulla, non avevano la possibilità di studiare, andavano a vendere dolci e fiori, cercavano di sopravvivere. Io avevo anche la zia che mi ha accolto a casa sua, mi ha dato anche dopo la morte dei miei genitori, no? Per cui volevo sempre diventare qualcuno e a ritornare nel mio paese.
Per cui se non ci fosse la guerra, no? Io rimanevo in Afghanistan, non cercavo di scappare, perché poi è stato il viaggio molto difficile, perché è stato tra la vita e la morte veramente, perché ci ho messo 4 anni, 6 mesi per arrivare dall'Afghanistan all'Italia, no? E questo desiderio di tornare però ritorna dentro di te, no? C'è la voglia di tornare a fare politica in Afghanistan. Come fai? È un conflitto interiore quotidiano? Poi ti dico anche invece che per quello che riguarda la società civile, il rapporto con le donne, vi dicendo, dobbiamo studiare anche noi, a non pensare che siamo così evoluti come ti sembriamo visti da fuori. E io vorrei, il mio sogno è di ritornare nel mio paese, perché io sono qua in Italia da 16 anni. In 16 anni io non ho fatto neanche la domanda della cittadinanza, speravo di ritornare nel mio paese. Oggi vedere la situazione così è un po' più difficile, più complicato, così via, no? E però noi ragazzi afghani in Occidente stiamo cercando di costruire, no? Una specie di comunità. C'è una rete, c'è sì, una rete. sì, in Italia, ma anche fuori a livello europeo, a livello internazionale, no? Di creare anche una resistenza civile in Occidente, di aiutare i nostri connazionali che combattono, no? Lottano in Afghanistan, no? Quindi un po'. E ci riuscite? Perché vedo che alla fine del libro anche citi un po' della rete afghana, dei giovani. Sì, per ora diciamo vediamo, ma noi siamo ottimisti, siamo giovani, quindi vediamo come vanno le cose. No, che siete giovani lo so, perché prima hai detto gli anziani di 50 anni ci hai ucciso tutti, per cui insomma, il problema è risolto. Alessandra, visto che si parla di giovani, capitolo sulla nonna che un po' ci aiuta anche a capire alcune cose di quelle di cui ci sta parlando Alidad. La nonna paterna si chiamava Ahmila e viveva con noi. Ricordo che era alta. Andava nella nostra campagna a sorvegliare il lavoro che mio padre aveva affidato a un contadino. Confezionava a mano i maglioni di lana e i guanti per l'inverno e faceva anche i tappeti con il telaio. Le piaceva mangiare il riso col pollo. Portava le nostre pecore al pascolo, ne avevamo 7 o 8. Le mungeva e con il latte faceva lo yogurt, il latticello e il burro che mangiavamo a colazione. In famiglia era la persona con cui parlavo di più. Aveva tanti ricordi e mi raccontava le storie della nostra famiglia, del papà e del nonno Najib, che era stato ufficiale dell'esercito nella guerra contro l'Unione Sovietica, dalla quale non era più tornato. La nonna non aveva più avuto sue notizie. C'erano giorni in cui si illudeva di poterlo rivedere, altri in cui era convinta che fosse morto. In Afghanistan c'era una tradizione, amata soprattutto dai bambini. Quando arrivava una buona notizia, ricevevano un regalo. A volte qualcuno di loro andava a dirle che il nonno era stato visto in una città vicina e lei piangeva di gioia, ma purtroppo presto arrivava la delusione. Prima di addormentarmi, mi lasciavo coccolare dalla nonna, appoggiavo il mio capo su di lei, che mi accarezzava, e mi raccontava le storie. Una sera mi raccontò che una volta erano arrivati dalla Russia degli aerei a bombardare anche la nostra città e si sentivano sempre rumori di armi, di giorno i Kalashnikov e di notte i cannoni. Mi raccontava anche tante favole di animali. Ne ricordo una in particolare, la storia della capra. Allora, Alidad, volevo chiederti proprio il rapporto che hai col ricordo, perché dopo 16 anni immagino che siano sfumati anche i ricordi, che sia difficile, no? Fermare queste cose meravigliose che comunque hai nel cuore, che riguardano quel periodo. Allora, da una parte come si fa? E dall'altra portaci un istante dentro la tua famiglia di quel tempo magnifico che ricordi. Sì, per questo allora io ho ripreso anche il libro, potevo anche diciamo non riproporre alla casa editrice, no? Perché io raccontando mi sento più libero, quasi un esercizio come si dice, psicologico per me per andare avanti, no? Perché sennò mi sento veramente male dentro, raccontando alle altre persone, no? Mi sento più libero, così almeno faccio la mia parte, poi dipende dalle
delle persone se vogliono costruire un mondo più giusto o no, no? E sono anche molto, molto contenti perché il libro sta andando molto anche bene, siamo già alla seconda edizione con la nuova... Cioè diventi ricco sto giro? No, non perché, perché se guardiamo il prezzo è rimasto 13 euro come era diciamo già 15 anni fa che aveva messo come si chiama, il margine, no? Quindi siamo diciamo il cosa, però la mia famiglia mi ricorda ancora, secondo me c'è qualcosa, no? Che in ogni momento anche difficile della mia vita mi viene in mente la mia nonna che per me è stata la persona forse più importante della mia vita, che mi raccontava sempre la storia della mia famiglia, cercava sempre di difendermi perché mi capitava spesso magari litigando con mia mamma, no? Magari mia mamma che voleva picchiarmi, io andavo a nascondermi dalla nonna, no? Quindi per me è stata diciamo una persona più, non so come si dice, più importante della mia vita, che ogni tanto sogno anche, non mi mancano la mia famiglia, io oggi mi trovo molto bene, ho tantissimi amici e una nuova famiglia. Un'altra nonna, esatto, cioè hai acquisito... due nonne, no? Una è qua e l'altra diciamo è a casa, no? E per cui però diciamo il cosa è ancora perché io prendo tantissimi impegni di non pensare alla mia famiglia, tanto alla mia famiglia, no? E a volte quando magari nell'inconscio, nel sogno, no? Non riesco a controllarmi, mi vengono in mente delle persone, la mia mamma, la mia nonna, la mia famiglia e così via, no? Che sono state per me persone straordinarie perché in pochi anni mi ha insegnato tantissime cose. Il mio papà mi diceva sempre: tu devi studiare perché hai la possibilità di studiare, perché in Afghanistan tantissimi bambini non hanno la possibilità di studiare. Mi diceva... Tu eri nato in una famiglia invece di un certo tipo che sì, ti permetteva anche, sì, come sì. hai detto anche prima, di studiare in un certo modo. Esatto, perché lui aveva studiato giurisprudenza, era capo di un partito militare, no? Quando era al potere, lui era il governatore della città, no? Quindi noi siamo vissuti bene, però lui mi diceva che tu hai un obbligo di aiutare anche altri, perché è facile vivere da solo e non pensare a nessuno, ma tu hai anche un compito di aiutare altre persone, no? Quindi mi ha insegnato molto la mia famiglia in pochi anni, e anche mi ricordo mia mamma, poverina, perché noi non avevamo lavastoviglie e così via, tantissime persone venivano a mangiare da noi, e lei che cucinava, lei che lavava i piatti e così via, no? Quindi ancora ho il ricordo della mia famiglia. A proposito, c'è tra di noi anche Margaret Bergman, non so se lei conosce o no. Margaret Bergman è una persona straordinaria che io mi ricordo nella mia città, no? A Ghazni, vicino a Ghazni, a Jaghuri, e la prima scuola per le ragazze aveva creato lei, che ha dato la possibilità che le ragazze possano studiare, no? Un progetto della provincia, però è lei che prima lavorava nella sua vita, ha fatto la bibliotecaria, no? E poi è andata in Afghanistan a aiutare le donne, no? Che quindi tra di noi in questi anni ha speso tantissimi per aiutare le donne afghane, veramente grazie mille Margaret. Posso chiedere di alzarsi perché tutti si stanno facendo venire il torcicollo? Grazie Margaret. Grazie davvero, tra l'altro è la testimonianza vivente del fatto che si possono fare, no? Tante cose anche da lontano, no? Che è una cosa molto bella. Noi pensiamo cosa possiamo fare noi, no? Tutti possiamo fare delle cose e lei le ha fatte. Oggi cosa chiederesti di fare a Margaret oggi in Afghanistan, in questo momento preciso? Ma in questo momento è difficile perché io vedo tantissime anche associazioni italiane che stanno raccogliendo i fondi e così via. Io sono molto scettico, no? In questo momento solo Emergency, che ha 3 ospedali e 40 cliniche, quindi sta curando tutti, destra, sinistra, sciiti, sunniti, Hazara, Pashtuni, Uzbaki, Tagiki, Turkmani e così via, no? L'unica cosa
che può fare emergency e le Nazioni Unite, no? Le organizzazioni internazionali, perché in Afghanistan noi abbiamo purtroppo oltre 700.000 sfollati interni che sono spostati da Ghazni a Kabul o da Kabul a Bamiyan, così via. Loro sono attivi a dare una mano a queste persone sfollate. Io penso che Margaret Bergman l'unica cosa che può fare, credo che in questo momento, è essere la voce delle donne che in questi anni che lei è riuscito di aiutarle, di mantenerle, poi magari diciamo se vuole dire qualcosa è riuscito anche a pagare lo studio per alcuni ragazzi che sono riusciti anche a laurearsi, ha fatto anche mi sembra un master, mi diceva, in India, così via, no? In questo momento di non dimenticare soprattutto le donne afghane che soffrono, dobbiamo parlare, perché se non si parla in Occidente, no? I talebani possano fare quello che vogliono, perché io non mi fido tanto dei talebani, no? A parte che io, i miei genitori sono stati uccisi dai talebani, no? Ma tantissime altre persone, tantissimi bambini sono rimasti orfani per colpa dei talebani, tantissime donne sono diventate vedove per colpa dei talebani. Io non mi fido di loro, no? L'unica cosa che, come dicevo prima, dobbiamo ricattare, dobbiamo fare in modo che loro che rispettino i diritti basilari, no? Margaret, prego. Prego, magari le prestiamo il microfono, che è la cosa migliore. Grazie. Io vorrei solo nominare il dottor Tony Bizzecco, il, come si dice, capo dei medici dell'Alto Adige per il mondo. E dal 2007 sono anch'io membro. Sì. Sì, di questa associazione, e loro mi hanno aiutato tanto, anche quando quando stavo per perdere la speranza, loro mi hanno aiutato, mi stanno ancora aiutando tantissimo, perché il mio sogno di un Afghanistan migliore verrà vero. Ecco, grazie Tony. Grazie davvero. Grazie Margaret. Ogni volta si aggiungono capitoli a questa straordinaria storia. Alessandra, torniamo però per un attimo a quell'agosto del 2005, al momento dell'arrivo, questo viaggio estenuante durato appunto 4 anni e mezzo, che porta l'Idad non dove doveva arrivare, ma... Finalmente, la mattina del 22 agosto 2005, la nave ha attraccato in un porto. Ho sentito i rumori, le voci, i passi degli autisti che salivano sui loro tir e sulle automobili. Quello era un altro momento delicato. Temevo i controlli allo sbarco, avevo paura che mi scoprissero e mi rimandassero indietro subito con il primo traghetto che partiva. Sia Zaher che Sadiq mi avevano avvisato di stare molto attento al momento dello sbarco. Quando il tir è uscito dal parcheggio della nave, pioveva. In quel momento non avevo idea di dove fossimo sbarcati. In seguito ho capito che doveva essere Venezia, ma allora pensavo che fossimo vicini a Roma. Il tir si è fermato solo pochi minuti prima di rimettersi in movimento. Ho tirato un sospiro di sollievo. Nessun controllo, ce l'avevo fatta, adesso dovevo solo resistere. Per un po' il tir ha viaggiato a bassa velocità, poi si è fermato forse a un semaforo. Stavo per slegarmi e scendere, ma è ripartito subito e se fossi sceso sarei finito schiacciato sotto le sue ruote o quelle degli altri automezzi. Vedevo che c'era molto traffico, continuava a piovere e gli spruzzi mi bagnavano tutto e mi arrivavano in faccia. Cercavo di tenere gli occhi e la bocca chiusi e stavo aggrappato ai sostegni con tutte le mie forze. Ero legato bene, ma il tir sobbalzava e ogni volta era un brutto colpo alla schiena. Ero tutto indolenzito, ma tenevo duro, sperando che l'autista decidesse di fermarsi per una sosta, come mi aveva detto Zaher. Invece
Il tir è entrato in autostrada e ha preso velocità. Io mi tenevo sempre più forte, ma il tir sobbalzava e vibrava, la mia schiena sbatteva sull'assa e l'acqua mi colpiva con spruzzi violenti in faccia. Ero terrorizzato. Mi sembrava di non farcela più e avevo paura che da un momento all'altro avrei perso la presa. Adesso cado, pensavo. Se non si ferma cado e finisco schiacciato sotto le ruote. Mi sono messo a urlare Kumak, Kumak, che vuol dire aiuto, aiuto. Continuavo a gridare, ma nessuno mi poteva sentire. Sapevo che non volevo morire, dovevo resistere. Gridavo con tutto il fiato che avevo Kumak, Kumak, ma inutilmente. Il tir continuava la sua corsa sotto la pioggia. Ero disperato, fradicio, dolorante, eppure continuavo a tenermi forte, determinato a resistere. Maledicevo il momento in cui avevo ascoltato il consiglio di Zaher e mi ripetevo: ecco, dovevi andare con Karim, finirai morto. Il tir ha continuato la sua corsa per circa 4 ore. Ogni tanto urlavo Kumak, Kumak, pur sapendo che nessuno mi avrebbe sentito e che l'unica speranza era resistere. Non ha mai smesso di piovere. Se avesse proseguito anche solo un'altra mezz'ora, credo che non ce l'avrei più fatta a tenermi. Sarei caduto e avrei fatto una brutta fine. Finalmente il tir è entrato in un autogrill e si è fermato. Ce l'avevo fatta. Ero salvo. Io devo dire, mi emoziono sempre ricordando questo percorso. Ti faccio una doppia domanda prima poi di aprire il microfono idealmente a chi ci ascolta. La prima domanda è: oggi a cosa sei aggrappato? Perché io immagino che tu sia sempre rimasto aggrappato a diverse cose nella tua vita. E la seconda è: cosa pensi di tutti quelli che invece non ce la fanno a restare aggrappati? In questo momento veramente mi piange il cuore di vedere il mio paese, no? Tantissime persone rischiano, perché io vi ho raccontato, ma la situazione femminile, la situazione delle donne, no? Che in questo momento sono nella lista nera dei talebani, soprattutto chi ha lavorato per forze dell'ordine, no? Nell'ambito, perché avevamo fino a 15 agosto circa 4.200 donne che lavoravano per Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, che oggi non possono più uscire perché è nella lista nera dei talebani, ma non possono nemmeno uscire dall'Afghanistan perché sono aumentate un sacco di controllo in Afghanistan, no? Quindi sono bloccati, vivono nel terrore, nella paura, così via, no? Io per cui cerco di dire, perché io vi ho raccontato la mia storia, che è la storia di un ragazzo, no? Magari per un ragazzo è più semplice, per una donna molto più difficile, perché noi, se andiamo a vedere i dati delle Nazioni Unite, è quasi il 90% delle donne per arrivare in Occidente, no? Vengono subite ogni tipo di violenza da parte dei trafficanti, da parte delle forze dell'ordine, purtroppo anche da parte dei stessi viaggiatori, no? I compagni di viaggio. Quindi un po' penso dovere morale di aprire un corridoio umanitario, no? E non so se possiamo fare direttamente dall'Afghanistan, perché alcuni paesi sta cercando di fare direttamente dall'Afghanistan, no? Se no possiamo fare dei paesi vicini, dal Pakistan, dall'Iran, no? Chi non si può dire merita, ma chi ha il criterio, no? Chi rischia veramente che possano venire senza rischiare la loro vita. Poi con questi soldi, perché viaggiare ha un costo anche, no? E per arrivare in Italia bisogna pagare almeno $9.000. $9.000, e noi facciamo solo i guadagni ai trafficanti, no? Con questi soldi quante cose loro possano fare. Per cui è fondamentale, in questo momento è molto importante, di aprire un corridoio umanitario per le persone che rischiano, no? E ritornando alla prima domanda, no? Sì, io penso, perché sempre qualcosa che mi ha insegnato la mia famiglia, o le cose che ho visto da bambino, quando ho visto, no? I bambini vivevano per la strada, io volevo diventare qualcuno, a ritornare nel mio paese a difendere i diritti dei bambini. Questo mi ha aiutato sempre nel viaggio, ma anche dopo, in questi anni, di andare avanti, di lottare
aiutare, di continuare così via, perché anche in Italia ho fatto molto fatica di finire, no? Anche all'università così via sono riuscito, adesso vedo, probabilmente andrò a lavorare per le Nazioni Unite, ma dipende da dove loro mi mandano, no? Se mi mandano in Afghanistan sarò felice, però se mi mandano anche in altri paesi, perché nel mondo ci sono 15 conflitti in corso nel mondo, no? Se mi mandano anche in altri paesi, per me va bene lo stesso. Il mio sogno è di aiutare le persone in difficoltà, no? Per cui io sono molto a questo sogno. Sì, ma io sono molto grato a questo paese anche, no? Io penso, perché noi parliamo spesso male di Italia e così via, no? Tu dici anche che hai sfatato qualche luogo comune, no? Racconti, sì. A proposito, sì. Adesso hai fatto l'esempio della violenza, insomma, però ci sono tante persone che ti hanno stupito in positivo, sì. Qualcuno anche che ti ha stupito in negativo. Sì, tipo diciamo quando al confine tra Iran e la Turchia, no? Il pastore, no? Che mi sanguinavano i piedi, non avevo più la forza di andare avanti, togliendo una soletta dalla sua scarpe a regalarmi, no? O al confine tra l'Afghanistan e il macellaio che mi ha dato il pezzo di pane perché noi non avevamo la forza di andare avanti, no? Quindi sono state tante persone anche nel viaggio. Però ritornando in Italia, io vedo, perché in questi anni ho fatto tantissimi incontri dal Brennero fino a Siracusa e ho conosciuto persone meravigliose che lavorano nel silenzio totale, no? Senza diciamo finire in prima pagina, senza diciamo farsi vedere, aiutano le persone che sono in difficoltà, no? Quindi io vedo un'Italia molto molto accogliente, e solo che vedo da un'altra parte un po' diciamo c'è una parte di Italia, no? E soprattutto quando raccontano dell'immigrazione, io sono veramente grato del giornale dell'Alto Adige che mi dà anche l'opportunità di esprimere, no? Di raccontare anche non solo le cose locali ma anche a livello internazionale, perché noi rifugiati veniamo raccontati in due modi: in modo molto aggressivo, no? Dobbiamo avere paura, sono delinquenti, spacciatori e così via, ma dall'altra parte anche in modo molto paternalistico, no? Poveracci, persone bisognose e così via. Noi siamo persone, no? Con una dignità, con una storia, perché tra i rifugiati ci sono tantissime persone anche che nel loro paese, no? Lavoravano come professori universitari o medici o ingegneri, addirittura avvocato, magistrato e così via, no? Che sono pronti a dare una mano alla società che sono state accolte in Italia o alla società italiana, vogliono dare una mano a costruire, no? Solo che non riusciamo a trovare spazio, no? Perché tutti raccontano di noi, perché anche se andiamo a vedere Carte di Roma, no? I dati di Carte di Roma, e quando si parla dell'immigrazione 93% delle volte parlano o rappresentanti di ONG o i politici o i giornalisti che parlano a nome dei rifugiati, ma i rifugiati stessi non possono parlare. Quando hanno la possibilità di parlare, solo raccontaci diciamo il tuo viaggio, non cosa sai fare, che percorso hai fatto, cosa vuoi fare, se vuoi aiutare, se vuoi rimanere qui e così via, no? Noi cerchiamo di andare, io soprattutto, no? Per cui veramente sono molto grato al giornale, di andare oltre a questa logica dialettica del vittimismo, perché noi siamo persone, vogliamo dare una mano, no? Siamo un po' stufi di vedere sempre diciamo l'etichetto di povero profugo, ma noi abbiamo anche una dignità, siamo persone, anche una capacità che vogliamo aiutare la società, no? Per cui io in Italia ho visto persone veramente straordinarie, no? Solo che non riescano, ripeto, a trovare spazio magari sui giornali o così via, non lo so, no? Pensaci tu, nel senso che le porte sono sempre aperte. Torno un secondo sui $9.000, perché è incredibile che tutto sommato funzioni tutto come allora, cioè tu hai denunciato una situazione, hai scritto un libro, hai raccontato una cosa che raccontano tanti altri, ma questo mercato va avanti come se niente fosse, cioè per cui basta avere $9.000 e ricomincia la trafila, cioè dice è possibile che non sia cambiato nulla, probabilmente conosciamo i nomi, gli indirizzi, le persone, e ciò malgrado chiudiamo gli occhi, non noi, tutti, di fronte a questo.
purtroppo sì, perché le cose sono diventate molto anche peggiorate, no? Perché prima magari non c'erano tanti donne, c'erano tanti giovani che scappavano, oggi sono tantissime persone anche anziane, no? Persone anziane perché avevano una loro, diciamo, attività, lavoravano nel loro paese, avevano costruito tutto, una casa, attività, così via, devono lasciare, devono andare via, non possono portare niente, perché io ad esempio ho 2 foto, no? Sono riuscito perché Ricordo sì che non c'è Esatto. altra traccia purtroppo. Esatto, per fortuna avevo la zia, loro non possono fare niente, no? Quindi la situazione è veramente difficile. Poi lo sanno tutti, come diceva lei, no? Lo sanno perché il nuovo libro, la prefazione purtroppo hanno tolto di Gina, hanno messo la prefazione di Filippo Grande, no? Sì, ci sono rimasto male, confesso, e non era il luogo per dirlo, però, no, però insomma, non si deve fare. Però c'è una forma di maschilismo anche dentro le Nazioni Unite. Ma non è il maschilismo, sì. Però c'è il cosa nel ringraziamento, abbiamo messo... Hai recuperato tu alla fine, sì. però all'inizio è oggettivamente diverso. Adesso non voglio fare una rivendicazione sindacale a nome di Gina, però questa cosa si nota. Ecco. Sì, c'è il cosa, la prefazione di Filippo Grande. Filippo Grande è l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati, no? Quindi il massimo autorità per i rifugiati, che lui prima volta che fa che scrive la prefazione per un libro, Pur con in fondo quella scrittina, no? Cioè le cose scritte nel libro potrebbero non appartenere al pensiero ma questo delle purtroppo Nazioni Unite, sì. insomma, cioè, Però lui ad esempio ha messo avanti la mano, poi un pochino la nascosta, diciamolo. è vero, poi però è l'altro, Gianni Magazzini, no? Gianni Magazzini è un amico che lui è del Dipartimento di Diritti Umani, no? Quindi lui non ha messo il coso, no? Quindi lui ha avuto, diciamo, come si dice, più coraggio, esatto, la libertà. no? Esatto. Però ripeto, perché non interveniamo? Cioè sappiamo dove sono, come si parte, quanto si spende, chi spende questi soldi, come li accumula per poter partire, e siamo ancora qui a parlarne come se niente fosse. Questo io non so dire, perché io quando sono stato a Ginevra loro avevano già nel 2015, no? Le Nazioni Unite ha chiesto a 27 paesi dell'Occidente, no? L'Unione Europea, alcuni paesi dell'Unione Europea, insieme a Canada, insieme a Australia e gli Stati Uniti, ha detto che in Siria c'è un conflitto, noi dobbiamo accogliere 1 milione di rifugiati, no? Fare in modo che queste persone non devono rischiare, no? Aprire un corridoio umanitario per queste persone, cerchiamo di esaminare dalla Turchia o dal Libano o dalla Giordania e così via, nei paesi più vicini, no? Ha rifiutato tutti i paesi occidentali, no? Quindi noi sappiamo, però cerchiamo di fare finta di non vedere, questo non so dire. Noi abbiamo anche costruito un'associazione, no? Un'associazione, noi siamo, si chiama Unire, noi siamo nella commissione anche Commissione europea, solo che nella cosa magari ci ascoltano, però poi noi non siamo nella cosa a decidere, solo nel consultivo mi sembra si chiama, no? Però facciamo fatica in Italia a trovare spazio, diciamo, a parlare con i politici, con i ministeri e così via. A livello europeo siamo riusciti un po', no? A proposito di politici, mi ha chiesto Salvini di chiederti questo, 2 punti. In un corridoio umanitario come si distinguono i buoni dai cattivi? Allora, questo penso che i funzionari sono molto preparati, no? I funzionari sono preparati, decideranno loro, no? Ci sono le regole, no? Le regole internazionali, il diritto internazionale prevede, diciamo, chi rischia, chi faceva l'attività, non so, politico, il giornalismo, che non possono più lavorare, no? Poi purtroppo è vero, ci sono anche, diciamo, altre persone, magari che sono più poveri, perché sennò rischiano di rimanere, di morire anche, no? E questo è un po' una cosa difficile. Io mi chiedo anche perché a quanto pare è partito già il corridoio umanitario dall'Italia, no? È già arrivato il primo volo dal Pakistan, però io ho chiesto ma chi è che, diciamo, decide le regole, no? Ancora non sappiamo, quindi decidano per ora associazioni che scelgono le persone che le conoscano, non persone che veramente
non so se può dire meritano o se sono veramente rischiano le loro perché parliamo vite, del no? diritto di vivere qui, cioè non è proprio una cosa di poco conto. Per cui... Però a proposito diciamo di Salvini, io ho conosciuto l'altro giorno a Trento, dovevo moderare un incontro, no? E lei conosce Stefano Bruno Galli, lui è di origine trentino, lui è Roveretana per essere precisi, sì. Esatto. Ed è un ideologo perché è un Esatto. professore vicino alla Lega, lo dico a chi non dovesse saperlo. Lui è un teorico del federalismo, oggi assessore lombardo. del federalismo leghista, no? Quando ho raccontato io della situazione delle donne, della situazione anche del viaggio, no? Perché noi abbiamo parlato delle minoranze in Trentino, no? Però abbiamo detto che non dobbiamo dimenticare anche altre minoranze che oggi soffrono in Afghanistan ma tantissimi altri paesi, no? Quando ho raccontato un po' in modo anche superficiale la mia storia, il viaggio, lui è rimasto, non so, quasi scioccato perché non sapevo nulla, no? Addirittura è il vice Fugate che ha chiesto un applauso per me, no? Quindi io penso che anche noi non dobbiamo parlare solo tra di noi, dobbiamo parlare anche dall'altra parte, no? Andare a spiegare le cose stanno così, eccetera, eccetera. Secondo me manca informazione, manca la conoscenza, non conoscano bene, se no anche loro penso che hanno un cuore, no? Sì, manca un po' anche la volontà di leggere, mi sento di dire, nel senso che voglio dire, si vede che sono arrivati a capitolo 1 perché già a capitolo 2 si capiva come sarebbe andata avanti la storia, insomma, mi stupisco perché Galli, che io conosco bene come studioso, insomma, col quale litigo regolarmente nei dibattiti televisivi perché lui è un sostenitore dei privilegi altoatesini, cioè lui dice voi siete dei privilegiati mentre noi lombardi, perché ogni volta si litiga e gli si spiega che i privilegi hanno un prezzo molto alto, però insomma non è che scopriamo oggi, tu hai il merito di aver raccontato la tua storia, ma non è che abbiamo scoperto che, oddio, c'è chi arriva così dall'Afghanistan, incredibile, insomma, ecco, vabbè, lo faremo sapere a Galli, a Salvini, a Fugatti e a molti altri. Allora io ringrazio Lida Daciri, ringrazio Alessandra Limetti e chiedo a voi se ci sono delle domande o delle considerazioni ad alta voce. Io vorrei fare una domanda tecnica di questo tipo. Ma i finanziamenti in un esercito, i talebani sono un esercito, costa un sacco di soldi. Lei prima ha accennato al fatto che i sauditi finanziano tuttora, perché non si capisce bene leggendo i giornali, guardando la TV, come facciano questi. Pensiamo che un colpo di Kalashnikov costa €1, insomma è un esercito che ha un costo notevole, mantenimento logistico e tutto. C'è l'oppio, avete i papaveri, per carità, però si riuscirebbe in qualche maniera a chiudere questo finanziamento a questi fascisti che stanno... E questo è il punto, perché io non credo molto a una risoluzione politica, cioè non ho molta fiducia. Ecco. Grazie. Sì, no, infatti stavo proprio chiedendo questo, perché sennò c'è contaminazione a raffica. Sì, è una bellissima domanda. Io ho studiato anche chi sono i talebani e da dove ricevono finanziamento e così via, ma fino al 15 agosto i talebani avevano un budget di 3 miliardi, Questi 3 miliardi aveva attraverso il rapimento, attraverso il mercato della droga, dell'oppio, eroina e così via, ma anche attraverso aiuto di fondazioni di paesi come Arabia Saudita, Qatar e così via, no? E riuscivano a mantenersi con 3 miliardi. Oggi fanno fatica perché oggi hanno un paese da mantenere, no? Per cui fanno molto, diciamo, sono in difficoltà in questo momento, no? Quindi ripeto, diciamo, i talebani fino a 15 agosto avevano un budget di 3 miliardi, perché avevano 3 consigli. Uno era consiglio di Quetta, no? Shura di Quetta, il consiglio più forte dei talebani. Però io penso che ci sono un sacco anche di aiuto da parte dei fondamentalisti di tutto il mondo che stanno arrivando. Ha ragione lei, i talebani non hanno una fabbrica in cui produrre le armi e così via. Chi è che li passa? No? La domanda è, però anche noi dobbiamo vedere. Noi viviamo a Bolzano c'è una fabbrica che si chiama Iveco.
ha un contatto con Qatar, con l'Arabia Saudita e così via. Se no andiamo a vedere 112 milioni all'anno e Iveco ha il contratto con Qatar, ma in Qatar non c'è la guerra. Dove vanno a finire queste armi? O Arabia Saudita che compra ogni anno 33-34 miliardi di dollari armi dagli Stati Uniti. Dove vanno a finire queste armi? Quindi dobbiamo, diciamo, il cosa, però questo non dipende, diciamo, dai cittadini afghani purtroppo, no? Quindi dobbiamo farci delle domande, no? E perché stanno aiutando l'ISIS, i talibani, ma anche la guerra nello Yemen. Veramente la situazione è molto molto difficile nello Yemen, no? Prego. Sì, io vorrei intanto un discorso un po' di ottimismo che faccio alla nostra Margaret, che è veramente il fatto che tu esisti già è un messaggio di ottimismo. Quindi se il tuo sogno era quello di un Afghanistan libero, c'è ancora questo sogno. E il fatto che siamo qua stasera, un bel pubblico, per questo libro dimostra che il libro è un messaggio. Quindi tu sta facendo una gran cosa, sta mettendo un messaggio che è un messaggio di ottimismo. Perché io mi chiedo una cosa, 23 milioni di afghani, 11,5 circa milioni di donne, giusto? E questo ruolo delle donne che è un ruolo fondamentalissimo. Cioè in queste famiglie che si chiude la porta c'è anche la donna di nuovo. È una donna che avete parlato di 4.500 donne nel governo, giusto? O nelle cariche un po' più alte. Le istituzioni, certo. Questa è una speranza, non si faranno mica mettere... Questa è la mia domanda. Tutte queste donne sono dietro gli usci delle case, ma non sono più pronte a subire tutto come negli anni passati. No? Quindi io un messaggio, qua in questa sala ci sono più donne stasera. Sì, questo è un bel messaggio. Quindi io vedo l'ottimismo a questo. Non resisterà un regime talibano con l'internet, con tutta la fanezzon che abbiamo, c'è il net ovunque. I giovani vogliono un mondo che è quello dello schermo, ormai lo vedono, loro vedono le stesse cose che vedono i nostri bambini. Sì. E quindi io credo che lei adesso è un tramite in un momento importantissimo, però vedo, Margaret, vedo le donne che sono la soluzione, faranno loro la rivoluzione in Afghanistan, dietro gli usci delle case vedrete che ce la faranno, perché non può più esistere uno Stato talebano a questo punto. Ci ha perso le energie la Russia, la NATO e poi l'America, è andato a Doha a fare un specie di trattato, il Bush con i talebani, ma una follia questa. Le donne, queste donne, te e le donne che lei avrà nella sua famiglia, è tutto così. Almeno io voglio andare via da questa serata così. Con questa botta d'ottimismo. Sì. Cerca di far salire la mongolfiera, cioè non dire no, se puoi. No, ma io diciamo il cosa, in Afghanistan no, siamo 38 milioni di persone, quindi 51% sono le donne, quindi molto anche di più, no? Ha ragione lei che la società afghana non è quella di 20 anni fa, quando i talebani avevano lasciato. Oggi esistono anche i social, internet, Facebook, eccetera, eccetera. Le persone, diciamo, cercano di fare e di comunicare quasi in diretta, no? Per cui anch'io sono molto ottimista, perché io spero, perché la società civile, no, in questo momento sta rialzando, no? Per mancanza, diciamo, anche quasi per un obbligo morale, ma anche per sopravvivere, perché se no muoiono veramente 23 milioni di persone. No? Loro stanno scendendo, noi anche in Occidente non dobbiamo dimenticare di loro, dobbiamo sostenerle in questo percorso, no? Sono assolutamente d'accordo con lei. Grazie. Margaret, voleva aggiungere una cosa? Vorrei di nuovo ringraziare Tony Bizzecco. Facciamo la serata della gratitudine, via. Sì. È Natale, siamo tutti più buoni. Sì. No, anch'io ho tanta speranza, soprattutto speranza nella forza delle donne, perché le donne afghane sono fortissime. Sono stata in un posto dove in inverno erano morti un paesino, no? 200 persone, e ho visto le donne lavare la biancheria
nel fiumicello e ci sorridevano. E ho detto, mamma mia, dopo aver sofferto tutto questo, adesso sono ancora capaci a sorridere. Sì, le donne afghane sono forti e devo anche dire molto intelligenti, sì, intelligenti perché e sono anche portati a studiare le lingue. Loro, sì, per esempio l'inglese, sì, che no, non voglio parlare troppo, no, ma... Però il messaggio è arrivato, nel senso che è un messaggio d'ottimismo. Sì, io sono ottimista, sì, perché le donne sono forti. Grazie, Sì. grazie mille. Grazie, io se siete d'accordo chiuderei col sorriso di Margaret che ha evocato anche il sorriso delle donne afghane. Abbiamo iniziato con un sorriso di Alidad, che era il tuo primo modo di parlare a tutti noi quando sei arrivato in questa comunità. Mi piace l'idea di chiudere con un sorriso e con questa davvero speranza che non è legata solo al periodo ma una speranza reale di poter cambiare le cose. Grazie a tutti voi. Grazie. Margaret. E c'è il libro all'entrata. No, sto facendo la sponsorizzazione adesso, cioè alla fine non è che andate via senza comprarlo, questo sta dicendo, costa poco come allora, ma va comprato. Ma siccome vorrei battere Bruno Vespa. Bruno Vespa, sì, no, ci sta, avrei tutto il mio sostegno. Posso dire? Sì, prego Margaret. Una domanda. Hai già una traduttrice per il libro in tedesco? Allora, siccome la casa editrice è americana, una casa editrice molto grande, loro hanno già in programma, no? Probabilmente esce in febbraio o gennaio in 22 lingue, quindi non solo in italiano ma anche in altri paesi, quindi loro hanno e io già... dirò, è amico mio, fare una cosa così, capito? Perché Bene, piace. io ero anche insegnante della lingua tedesca e Grazie mille Margaret. allora avrei detto Grazie. Allora grazie ancora, è obbligatorio comprare il libro, Alidad farà volentieri un autografo sulla nuova versione e a presto, buon Natale se non vi vedo, grazie. Grazie mille, grazie. E grazie Alessandro.